Amore mio, sentimi bene, io ho i minuti contati e sta per succedere una cosa terrificante. Amore, non mi fare preoccupare, che cosa è successo? Mi è rimasto soltanto il 3% di batteria nel cellulare, fra poco si scaricherà del tutto. Amore, ti prego, torna immediatamente a casa, subito! Ma come faccio? A tornare a casa senza il navigatore? Io anche per andare in bagno a casa mia uso Google Maps, lo vuoi capire? Dimmi dove sei che ti vengo a prendere io, dimmelo! Non lo so, non c'è scritto, sarò nella via di... Sei in via? Amore! No, non ti puoi scaricare adesso, maledizione! Che faccio? Pronto, signora? A suo figlio si è scaricata la batteria del cellulare. Lui sarà da solo, in qualche posto, disperso nel mondo. Aiuto! Coraggio, signora, coraggio. Siri, ci sei? Siri, ci sei? Siri! Come si scorre? Come si chiama? Hanno messo solo la calcolatrice! Non ce la faccio! Come trovare il tuo fidanzato che ha il cellulare scarico? Cerca. Intanto esci da casa. Giusto. Amore mio, spero che tu possa visualizzare presto questa lettera. Darei di tutto pur di vedere ancora una volta i tuoi occhi dalla fotoprofilo. L'unica cosa che mi dà la forza è il ricordo di quei momenti passati insieme, in cui eravamo felici con la batteria al 100% e tutte le applicazioni aperte. Sappi che ti amo, Claudio. E adesso che sono uscita da casa che cosa faccio? Cerca. A 1 chilometro c'è l'ufficio persone scomparse per cellulare scarico. Ok. Sei la mia ultima speranza. Vai! In via! È permesso, c'è nessuno! Avanti! Buongiorno. Buongiorno. Ho perso il mio fidanzato, Come si chiama? Claudio Casisa. L'ho sentito l'ultima volta oggi pomeriggio, aveva il 3% di batteria e poi il telefono si è scaricato definitivamente. Oggi qualche cosa si è vista, cioè, qualcosa è arrivata, però io non so... Ah, ecco, è lui per caso? No, non è lui. No, non è lui. Ma non c'è proprio niente che io possa fare. Solitamente chi scompare si reca sul posto che ha come sfondo nel cellulare. Così. Il mio fidanzato aveva le tette di Monica Bellucci come sfondo. Lo vado a cercare io. Però, se mi fa riflettere un attimo, la scorsa settimana l'ha cambiato con il mare. Lo vado a cercare lei, a me il mare non piace. Lo vado a cercare, grazie. Io vado a cercare. Mamma mia, oh, belli quei Nokia 3310, non si scaricavano mai. Amore, dove sei? Amore, è questo lo sfondo del tuo cellulare? Dove sei? Amore, sei tu?
Amore, che hai? Ma dove siamo stati fino ad ora, amore? Ma che abbiamo fatto? Questo mare, questo cielo, questi colori sono sempre stati qui davanti a noi, ma non ce ne siamo mai accorti. Perdiamo tempo a cercare il miglior filtro su Instagram quando il miglior filtro è questo: la vita. Io ho capito. Da oggi sono una persona nuova e non posso più perdere tempo. Amore, ma io ti ho portato il caricabatteria. Non ci servono più, amore, capisci? Non ci servono più tutte queste cose. Buttiamo questi cellulari e apriamoci ad una nuova vita. Amore, io non ti riconosco più. Tu non capisci! Amore, se mi ami, facciamoci un selfie. E lo pubblichiamo su Facebook? Subito.